Indice R con T appena sotto il fatidico 1, ma è l'incrocio dei 21 parametri complessivi a consegnare il Veneto per la prima volta alla zona arancione, in un periodo non stabilito su scala nazionale come durante le feste. Sappiamo di avere un R con T che lì gira attorno all'1, più o meno 0,2, più o meno 0,2 diciamo di valore. Sappiamo che noi abbiamo un'incidenza alta, cioè vuol dire che il numero di nuovi casi ogni settimana su 100.000 è importante, vedremo quale sarà la classificazione. Abbiamo detto come governatori evitiamo che ad ogni attribuzione di zona, mi ricordo la frase che vi ho detto, ci sia un istante dopo qualcuno che dice faccia un'ordinanza per fare questo, cioè, scusate, se i massimi scienziati dicono questo, punto, ci diranno zona rossa, noi non, ve lo dico in anticipo, prendiamo atto della scelta scientifica, dolorosamente prendiamo atto. Zona rossa per il Veneto, ha sostenuto Zaia, era un'ipotesi mai ventilata nel corso delle continue videoconferenze con Roma. Anche per la zona arancione resta comunque in piedi la questione dei ristori e del sostegno immediato di cui necessitano le attività che dovranno restare ferme per decreto. Alcuni hanno ricevuto ristori, perché è pur vero che qualcuno ha sentito che ha ricevuto ristori, poi ce ne sono tanti che non li hanno ancora visti. Quindi spero che sia solo un problema, come si può dire, burocratico, perché i ristori sono stati annunciati. Anche l'ultimo decreto era stato affiancato a un provvedimento da 650 milioni di euro, vi ricordate, a valere dai primi di gennaio, e anche le ulteriori zone dovranno avere un decreto di sostegno. E poi il fronte vaccini, con un Veneto molto attivo anche rispetto ad altre regioni. Le alternative erano due: vaccinare e utilizzare tutto quello che avevamo, oppure mettere in magazzino, però lasciare in magazzino un mese un vaccino per aspettare il paziente che ti arriva dopo 21 giorni, decisamente no. Quindi dai nostri calcoli con queste forniture settimanali adesso iniziamo ad accantonare le dosi che ci serviranno per i richiami.